La sensazione è quella di camminare in assenza di gravità e non è un caso che la tecnologia impiegata in questa apparecchiatura, arrivata direttamente dall'America, sia stata sviluppata dalla NASA. Da oggi all'ospedale di Jesolo è in funzione il nuovissimo camminatore antigravitazionale. Questa tecnologia, nata negli USA per l'impiego aerospaziale e applicata in ambito medico, permette infatti di diminuire l'impatto su articolazioni e muscoli del paziente, generando così un esercizio protetto e sicuro ed eliminando i rischi di caduta. Durante l'esercizio una telecamera e un computer analizzano inoltre il passo in tempo reale. Simmetria del peso, del passo, tempo di appoggio, cadenza, controllo del dolore, elementi fondamentali per il personale medico e infermieristico che assiste il paziente. A chi è destinata? A tutte quelle persone che hanno difficoltà di movimento. Nello specifico la persona che vedete camminare ha una malattia neurologica progressiva, riesce ad aumentare la sua resistenza al cammino anche di 10 volte senza la fatica. Può andare bene per il paziente che ha subito un danno vascolare e quindi ha difficoltà nel comprendere come generare il gesto, nel paziente che ha subito un trauma con delle fratture e che non può appoggiare. Il primo test è stato eseguito in mattinata all'ospedale di Jesolo con un paziente affetto da sclerosi multipla che ha potuto riprendere a camminare. Questo è stato un grande investimento per l'azienda, ma ce ne saranno altri e sono rivolti non solo ai nostri pazienti ma anche a coloro che vorranno venire a fare delle vacanze qui sul litorale di Jesolo e fare anche in ambulatoriale delle attività di riabilitazione.